Presidente Antigua, una cerimonia per conferire ben 125 borse di studio. Come è nata questa iniziativa, questo progetto e da quanto tempo continua? Beh, innanzitutto la consegna delle borse di studio è qualcosa di storico per Banca Privati San Biagio, e anche perché abbiamo sempre considerato l'istruzione come uno dei punti di forza del nostro territorio e anche a cui come istituto teniamo particolarmente. È un giusto riconoscimento che vogliamo dare ai nostri ragazzi, soprattutto per il loro impegno, ragazzi e ragazze, soprattutto per il loro impegno, per la loro dedizione, ed anche un giusto riconoscimento alle famiglie che giustamente tutto il corso dell'anno e degli anni, chiaramente il percorso di studio di questi ragazzi, si impegnano e fanno grandi sacrifici. Credo che proprio abbiamo associato a questo anche l'educazione finanziaria. In questa serata abbiamo parlato parecchio anche di quella, proprio perché crediamo che un giusto titolo di studio non possa prescindere anche da una conoscenza dei elementi basilari della finanza, ma soprattutto anche del modo di gestirsi e soprattutto anche del modo di non farsi coinvolgere in situazioni, diciamo così, che possono creare difficoltà come le truffe che avvengono purtroppo oggi molto molto frequenti.